Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale. Vi dà il benvenuto anche la mia chioma pazzesca. Oggi faremo questo tutorial sui toni del nude. Aspettavo in realtà di fare da tantissimo tempo un look sui toni del nude, un pochino più bronzi, soprattutto sul viso, visto che siamo in estate e io sono questo bianco qua, ragazzi. Però appunto vabbè, adesso non devo uscire, quindi non vado a scurire il resto, però io dico sempre in estate è il momento giusto per divertirsi, quindi se fate un look un pochino più scuretto, cioè dove andate ad abbronzare un pochino il viso, il collo, è carino magari mettere del bronzer anche o dell'illuminante, insomma un po' più bronzato anche su parti del corpo che abbiamo scoperte. Uno dice vabbè, devo stare a fare tutto questo lavoro, vi capisco, però è estate, a fine giornata fate una doccia e nel frattempo però risultate tutti un po' bronzi quando uscite con gli amici, no? Ci fate un bel figurone, voglio dire. E al di là del figurone con gli amici, onestamente a me in maniera molto personale mi piace dare un tocco abbronzato anche al resto del corpo se mi faccio questo lavoro qua sul viso. E insomma oggi il look è questo qua, avevo voglia di toni caldi che mi dessero questa allure un po', questo tono un po' sexy. Le labbra hanno questo bordo un po' più scuro, l'interno un po' più chiaro, insomma non sto qui a trattenervi ancora oltre. Se siete interessati continuate a guardare il video. Come al solito ragazzi, spero di essere a fuoco perché questa è la nuova camera che ho preso da poco tempo ed ha l'autofocus rispetto a quella di prima che dovevo impazzire per far partire il focus, ma qualche volta ho notato che nell'editare poi alcune zone, alcune parti non sono a fuoco e quindi è un po' non è carina questa cosa, diciamo. Bando alle ciance, iniziamo subito il make up. È un make up molto semplice, sento ogni tanto la necessità di fare un look semplice ma sexy allo stesso momento e super bomb, come direbbero in America. Ho messo un po' il sondaggino per chiedervi quale palette volevate vedere tra la Nabla Cutie Palette Nude, la Charlotte Tilbury, questa qua che onestamente adesso non so, di Icon Palette, stupenda anche questa, e la Natasha Denona che è la mini Sunset Palette, che praticamente sono questi, e devo dire che questa qua di Natasha Denona ha avuto la meglio, cioè adesso vi dico quanti voti ha ricevuto questa palette, come se a voi interessasse qualcosa, ma in realtà a me sì, perché mi ha sconvolto il fatto che Natasha Denona abbia proprio spiazzato le altre due. 194 voti per Natasha Denona contro 145 di Charlotte che è al secondo posto, 120 per Nabla, quindi praticamente sono stata in un certo qual senso costretta proprio a fare questa qui di Natasha Denona. Però devo dirvi anche un'altra cosa, che i toni caldi sono stupendi qui dentro, però io sento la necessità di aggiungerci un po' qualcosa di freddino, comunque di neutro, quindi qualcosina di Nabla mi sa che lo aggiungerò, tipo il latex nude che sembra carino. Quindi vado con il soft ochre paint pot di MAC e con un pennello, questo qui è il large blender di Nabla, in realtà lo utilizzo così. A proposito di pennelli di Nabla, l'ultima collezione, questa qui appunto dei nuovi pennelli, è un qualcosa di pazzesco. Io ho adorato letteralmente tutta la collezione di pennelli, li trovo molto molto validi sia per i pro che per i principianti, quindi dateci un'occhiata perché secondo me aiutano proprio la sfumatura, la facilitano, insomma sono dei pennelli molto molto validi. Oggi mi sono piaciute un sacco come sono venute le sopracciglia e questo è un giorno, diciamo, sì, è un giorno giusto per le sopracciglia, normalmente non è sempre così, quindi sono grata di questo giorno. Vado proprio con Latex Nude, questo qua dalla palette di Nabla, e il pennello Large Eye Blender, un altro mio preferito, ma non vi dirò oltre perché uscirà anche il video sui pennelli preferiti. E lo vado ad applicare un po' su tutta la palpebra in maniera appunto leggera, perché voglio soltanto un colorino nude di base.
e devo dire j'adore, proprio mi piace un sacco. Questo colore, ragazzi, è la vita, cioè questi sono tra quei colori che mi piacciono di più in assoluto. Sono quei colori nude che veramente ci puoi fare qualsiasi cosa. Parliamone. Posso mettere il mascara, un po' di base. Questo colore è favola, cioè sembra che magari tu dici, magari uno pensa, scusa, è un nude, punto. No, c'è nude e c'è nude. Questo è veramente bellissimo. Devo dire, le nuove collezioni di Nabla e Mulac con i nude quest'anno ci hanno preso in pieno. Di Mulac ve ne ho parlato già nel video scorso, quindi se volete dare un'occhiata vi metto il video, il link nell'info box. Io adesso vado a prendere, vediamo un po' quale di questi di Natasha Denona. Tra l'altro, piccola parentesi, io avevo ricevuto in PR i nuovi prodotti di Nabla, compresi i pennelli, poi sono andata a lavoro a Roma 7 giorni, ho scoperto che mi hanno rubato un pennello che tra l'altro era il mio preferito, l'ho detto a Nabla, ma non per farmeli rimandare, semplicemente chiedendo un codice sconto pro per ricomprarli, e me li hanno rinviati gratis, quindi li ringrazio veramente tantissimo, li ho ancora tutti qua e sono talmente belli che sicuramente li userò veramente tanto. E vado a prendere in particolare il pennello che vi dicevo che mi è stato rubato, sicuro, perché tanto uno lo sa quando l'ha perso e quando gliel'hanno rubato, ed è questo qua, il Pointed Crease, che secondo me è il pennello dell'anno, ragazzi, senza scherzi. E vado a prendere questo colore qua di questa palette di Mini Sunset, ne prendo pochissimo, tolgo anche via l'eccesso e vado semplicemente nella mia piega naturale, che come vedete la mia è molto alta perché ho un occhio gigantesco. Cioè raga, io piango, questo pennello è spettacolare. Benissimo così, è anche più scuro di quello che volevo, infatti adesso lo andrò ad ammorbidire, che in effetti questi di Natasha Denona sono super pigmentati, quindi praticamente ne prendi pochissimo e ti ritrovi già proprio la super pigmentazione alle stelle, che è sicuramente una nota positiva, però se qualcuno non sa molto regolarsi con la super pigmentazione degli ombretti, poi si trova macchie, diciamo. I prodotti super pigmentati hanno i loro pro e i loro contro, ecco. Se dovete costruire un trucco, io preferisco sempre quelli meno pigmentati, che così riesci a regolarti di più. Se devi paccare, diciamo, il colore, sicuramente quelli strapigmentati sono i più validi. Allora, così va super bene. Come vedete adesso devo andare a sfumare, quindi cosa faccio? Cambio pennello, vado a prendere questo qua di Charlotte Tilbury, si chiama Eye Blender, riprendo il latex nude di Nabla che mi piaceva un sacco e lo ripasso sopra questa parte qua che voi vedete che forma la striscia, quindi noi vogliamo togliere via questa striscia. Il miglior modo è sfumarla con un altro colorino che fa un po' da transizione, diciamo. Bello soft nude, come lo volevo io oggi. J'adoro. Lo so che sto prendendo più quelli di Nabla, ma raga, mi attirano forse più di quelli di Natasha Denona. Cioè, quelli di Natasha Denona mi piacciono, sono però super stracaldi, che o ci fai un look forte, però oggi volevo andare sul leggero, quindi prendo un pochino anche questa di Nabla. Prendo No Doubts e vado a metterlo un po' all'angolo esterno senza andare troppo nella piega, perché mi piace troppo questo effetto leggero che abbiamo raggiunto. Quindi lo metto un po' all'angolo esterno in questo modo. Cioè ragazzi, posso capire chi ha la necessità di andare, diciamo così, di fretta e quindi vuole un ombretto che scrive subito, perché ho sentito dire appunto delle varie recensioni di Nabla che non piaceva questa cosa, che non fossero super pigmentati
nel momento in cui proprio lo applichi. Cioè c'è gente che dice appunto che preferisce un ombretto che dà subito, rilascia subito colore. Io al contrario sono tra quelle che sicuramente apprezzo la pigmentazione alta degli ombretti, ma appunto come vi dicevo prima ha i suoi pro e contro, e questa palette di Nabla la trovo molto bella anche nella scelta dei colori, quindi adoro. Ci tengo a precisare che questo video non è sponsorizzato, prima che mi arrivano accuse di vario genere, visto che succede abbastanza spesso. Adesso invece mi rivolgo alla Natasha Denona, prendo con il ditino questo qua più esterno che dovrebbe essere guava, non so cosa vuol dire, e lo pacco qua. Mio Dio, mazza, questa non scherza. Lo sfumo della piega e indovinate un po', ci ripasso il Latex Nude perché boh, mi piace. La nostra cara Natasha, per gli amici nati, non scherza a pigmentazione, ma tra l'altro è nota questa cosa che gli ombretti di Natasha Denona sono super pigmentati e costano anche un bel po'. Intanto di là c'è Vanilla che sclera perché è arrivato il momento della sua uscita serale e io sto filmando una cosa gravissima, quindi me la sta facendo presente in ogni modo. Sbuffa. Sì, sbuffa. Avete presente i cavalli? Così Vanilla sbuffa in quel modo lì. Tipo... Ok, direi che va bene così. Poi ho bisogno di un nero perché voglio fare un effetto eyeliner un po' sfumato con il nero, quindi mi rivolgo di nuovo a quella di la palette Cutie Palette di Nabla Nude, perché in questa di Natasha Denona non c'è un nero, e prendo Plastic o Plastic, questo qua giù, e lo prendo proprio con il pennello Nabla, il liner and brows che è uscito sia nella versione precedente con il manico opaco che in questo qua manico trasparente, che mi piace molto di più. E non c'è niente da fare, ragazzi, questo pennello è veramente veramente ben fatto. Daniele sa quel che fa. Ok, vado a fare un po' l'effetto eyeliner. Ho da poco festeggiato, da poco, 15 giorni, festeggiato il nuovo compleanno, e non ho festeggiato un parolone perché in realtà stavo preparando il valigione per andare a lavorare a Roma il giorno dopo, quindi non è che ho avuto tutto questo tempo in realtà di festeggiare. E niente, facevo questa piccola premessa perché poi mi rendo conto quando mi trucco che man mano l'eyeliner lo devo fare sempre più su. Comunque più o meno questo è l'effetto che vogliamo. Adoro. Ecco, l'unica cosa negativa di questi ombretti è che fanno un sacco di fallout. Secondo me ci sarà sicuramente un motivo per cui fanno fallout, qualcosa nella formula che era assolutamente imprescindibile, questa cosa la posso capire, però è leggermente fastidiosa perché comunque non ho una base, però ho la crema e noto che i pezzettini poi si appiccicano sulla crema e dopo insomma devo toglierli un po' in maniera forzata. Comunque ragazzi, c'è da rendersi conto che non si può mai far contenti tutti, perché fai un ombretto che magari scrive bene e la gente inizia a dire che macchia, perché giustamente è un ombretto che poi è super pigmentato, se non lo sai sfumare o comunque se non hai la mano rischi facilmente di fare macchie, ma anche per noi professionisti è così. Fai un ombretto invece che ti dà la possibilità di costruire man mano il trucco e di aggiungere, diciamo, intensità, e c'è gente che dice che non scrive o che dà problemi. Quindi mi rendo conto anche che formulare, io per fortuna non formulo prodotti perché veramente credo che sia uno stress allucinante, però appunto mi rendo conto che non è una cosa facile, quindi secondo me Nabla è quel brand che riesce a fare cose che
pochino nel tempo accontenta un po' tutti, ecco. C'è la palette super diciamo pigmentata e quelle che sono uscite nell'ultimo periodo, come questa qua, Cutie Palette Nude, che invece dà la possibilità anche ai principianti di sbizzarrirsi anche con dei colori che non vanno ad appesantire subito la palpebra. E lo dico veramente, cioè Nabla non mi paga per dire queste cose, quindi lo dico perché, essendo una professionista, mi rendo conto molto spesso, provando varie formule di prodotti diversi, che non è facile, insomma. Sto andando ancora ad ammorbidire l'eyeliner perché proprio lo voglio solo sfumato, effetto appunto ombretto. Vado sotto sempre con il Latex Nude e siccome voglio un po' di intensità, aspetta, faccio prima questo, ci metto alla fine anche No Doubts, sempre dalla palette di Nabla. Concludo con il Kajal di MAC Marsala. Adesso piego le ciglia, questo qua è di Shiseido, un velo di mascara perché mettiamo le ciglia finte. Se notate, praticamente io non sto mettendo il mascara all'ultimo ciuffetto di ciglia naturali, perché cosa faccio? Quando applico le ciglia finte le metto leggermente più su in modo da slanciare l'occhio. Quindi la parte finale la metto leggermente più su. E per finire, perché voglio un angolo finale molto slanciato, ci metto anche qualche ciuffetto solo alla fine. Ecco, vedete come slancia? A me proprio la parte finale un pochino più folta è una cosa che mi piace tantissimo, quindi spesso finisco per customizzare, cioè per personalizzare le ciglia, aggiungendo tipo qualche tocco in più. E vado anche con il mascara sotto, no, prima di andare col mascara sotto vado a fare la base, finalmente. E uso questo Weightless Blur Foundation di Becca Cosmetics, l'ho usato poche volte, però devo dire mi è piaciuto molto, quindi oggi ve lo faccio vedere anche in camera. Ne ho messo un po' tanto in realtà, però vabbè, si sfuma. E mi sto fissando con questo Magic Complexion di Charlotte Tilbury, questo pennello favoloso secondo me, sia per l'applicazione del fondotinta sia tipo per il contouring in crema, che è un'altra cosa che mi piace tanto. Bello questo fondo, molto molto bello, suggerito veramente tanto, perché in estate cosa fa? È luminoso, però questo qua si autofissa tra un po', quindi volendo fa un po' più effetto come dire, opaco, non opaco, ci siamo capiti, non opacissimo, però insomma nemmeno luminosissimo, perché quelli luminosi mi piacciono tanto, però in estate si rischia veramente di doverli fissare ogni ora. Quindi questo qua credo che sia un ottimo compromesso a metà tra quelli super luminosi e quelli opachi, soprattutto per chi ha la pelle secca come la mia, che comunque quelli opachi non li sopporta. Mazza, qui sul mento c'ho mezzo tubetto di fondo, ma cioè, va bene, nel senso che scendiamo anche sul collo. E come avrete potuto notare, io in estate tendo a prendere diciamo dei fondi di mezza tonalità più scura della mia pelle, perché uno, non mi abbronzo, e due, non mi abbronzo, quindi voglio avere comunque l'effetto leggermente più abbronzato, ma non in maniera forzata. Quindi, oddio, veramente tanto, quindi vado a toglierlo un po' con la spugnetta. Mi è data a finire anche sulle sopracciglia, sacrilegio, perché io in sopracciglia ci metto un botto di tempo a farmele e voglio che rimangano perfette. Ecco, vedete che si è già autofissato praticamente, adoro. Cioè rimane luminoso, è bello cremoso, è bello, cioè è lavorabile, però rimane bello luminoso ma fisso. Quante volte ho detto luminoso?
mi è ancora rimasto, cioè questo è un pump ragazzi, no forse sono due, dai, forse sono due. Vado con il correttore. Ultimamente ho notato che volevo provare dei correttori low cost e sto andando con questo di Pupa in stick. È un po' rosino rispetto alla mia pelle che è più giallina, quindi mi limito a questo. E poi sempre di Pupa, non so, ho visto questi correttori, ho detto proviamoli. Prendo Active Light, che praticamente sarebbe una copia del Touche Éclat di Yves Saint Laurent. Vedete che è un po' più scuro, quindi mischiandoli tutti e due dovrei avere il mio colore. E comunque un po' più chiaro non ci dispiace. Oh che bello, una T di Tonia. Per questo vado diretto con la spugnetta, perché il correttore deve essere coprente, se no... E anche per quello che non mi piace andare coi fondi troppo coprenti, perché tanto poi nella parte centrale del viso, cioè al contorno occhi, naso e un po' sul mento, ci do giù di brutto con il correttore, quindi per me non ha senso che vado a coprire troppo il resto della pelle. Sì, scusate, ma come dicevo anche nel video napoletano precedente, le facce belle mentre metto il correttore non esistono. Prima di andare di cipria prendo questa palettina di Another Stories. Se non conoscete il brand, Another Stories è un brand che effettivamente non è così conosciuto, vende per lo più abbigliamento, ma c'è anche il reparto beauty. Qui a Milano lo trovo proprio nello store dedicato, quindi lo store proprio Another Stories, altrimenti lo trovate anche online, che mi rendo conto che non è proprio la cosa indicata a comprare make-up online, però se ci sono prodotti validi io mi sento comunque di consigliarveli. Questa palette, se avete pelle chiara anche media in realtà, è perfetta per contouring in crema e non sono appunto, il discorso che ci facevamo prima, non sono super coprenti, però questo appunto mi permette di modularli ben bene, quindi ne vado a prendere un po', di questi due colori giù con il pennello di fondo di Nabla e vedete che a malapena si nota, ma vi assicuro che fa la differenza. Poi dopo comunque andremo a completarlo con le polveri. Adoro i prodotti in crema perché mi permettono di modulare, di fare quello che voglio, e tra l'altro se sbagli è un secondo che passi la spugnetta e viene via. Se sbagli con le polveri, ciao! Mi sono accorta adesso che il microfono non era proprio girato verso di me, quindi spero che non vi ritroverete un audio de merda. Vai di cipria! Allora, al contorno occhi sto usando tantissimo la Magic Powder, che in realtà c'è scritto under eye, quindi contorno occhi e face, quindi anche viso. Però questa qua per il contorno occhi, ve ne parlavo nelle stories pochi giorni fa, è fenomenale. Io non ho mai visto una cipria del genere, perché cosa fa? Adesso, vabbè che adesso lo vedrete. Toglie lo shine, ma la zona dove voi mettete la cipria, la pelle sotto, rimane luminosa e non fa l'effetto tipo polvere, proprio non fa l'effetto polvere che fa di solito la cipria. Quindi è una cosa che adoro. Vedete che ho tolto lo shine, ma se io tocco è tipo effetto vellutino, non ve lo so nemmeno spiegare. Comunque sono innamorata di questa cipria, veramente. Per il resto del viso vado a prendere sempre la stessa, però di una colorazione più scura, perché faccio tipo una sorta di contouring anche con la cipria, no? Non mi va di passare quella super chiara anche su tutto il viso. Mamma, è andata proprio nei capelli, vabbè, fa effetto tipo shampoo secco, non fa niente. Un po' di mascara alla palpebra inferiore, alle ciglia inferiori, non troppo perché voglio l'effetto, no, allungato, quindi se ne metto troppo che va verso il basso poi me le allunga verso il basso e non mi piace l'effetto. Quindi vado per lo più a quelle esterne, un po' di bronzing. E ultimamente, qualche giorno fa, mi è arrivata la bronzing powder nuova di Catrice, scusate, sono sempre un po' una frana. È un po' chiara, devo dire, però la voglio provare, voglio vedere se mi piace. Prendo lo stesso pennello della cipria. No, vabbè, adoro, perché appunto è leggera e fa effetto effettivamente abbronzato, ragazzi. Adoro! E soprattutto non è nella tonalità di arancio,
sembra, è più dorato, capito? È un dorato. Questa è la prima volta che la utilizzo davanti alle camere, cioè prima volta che la utilizzo in generale proprio, ed è più giallina, diciamo, è proprio doratina, mi piace un sacco. Ho un po' esagerato per la fronte, vado a togliere un po' di roba. Io spero che questa powder ci sia, questo bronzing powder ci sia anche in altre colorazioni, farò un check e vi dirò, seguitemi nelle Insta Stories, così sapete anche voi, e mi raccomando iscrivetevi. Sempre di Catrice, insieme a questo mi è arrivato anche il Face and Body Highlighter, ragazzi, non riesce a metterla fuori, cioè, bah, vediamo cosa ne esce fuori perché è bellissimo. Oh mio Dio, mezzo lingotto d'oro sulla guancia, cioè se lo vuoi lasciare così uccidi qualcuno, no problem. Io lo vado a smorzare un attimino, anche se riesce difficile, però sì, è molto bello, molto molto bello, molto bello. Se avete pelle media secondo me è anche meglio, molto bello. Un goccino qui, io non lo metto mai sulla punta perché è una punta piuttosto in su, quindi metterlo sulla punta non mi serve. Metto anche un po' sull'arco di Cupido, al centro del mento, sbadabam. Come blush in realtà non è che voglio mettere proprio un blush, voglio mettere più qualcosa di neutro che possa richiamare un po' questo effetto bronzing, quindi prendo questo blush di Mulac, che vi dico anche il nome, Bambi. Io ce l'ho nella palette di blush, quindi prendo questo qua, magari lo mischio anche a questo giù che mi sembra un po' aranciolino, che mi fa subito effetto estate, e anche di questo vi dico il colore Winnie. Il pennello che sto usando è proprio Sephora Blush, questo mi piace un sacco, e vado sul pomo, diciamo sulla mela, per seguire un po' la traduzione inglese, perché in inglese sarebbe apple of the cheek, quindi sulla mela del cheek, della guancia. Dio, l'ho messo un po' tanto. Vedete che si intona molto al colore del bronzer. Un po' di blush qua anche, che male non fa. Infine le labbra. Ma prima di fare le labbra cosa faccio? Riprendo un po' di cipria. In questo caso aspettavo questo momento, insieme ai prodotti Catrice mi è arrivato anche il super pennellone, che questo appunto credo che sia da corpo, visto che mi hanno dato l'illuminante da corpo, ma io lo voglio utilizzare sul viso. E quindi cosa faccio? Lo puccio dentro il tappo della cipria, quindi per prendere un po' di cipria, così, e lo passo proprio su tutto il viso. Tra l'altro con questo pennellone faccio in un secondo, e smorza un po' tutti i colori, come se sfumasse tutti i colori assieme, ti dà l'effetto un po' più uniforme, ecco, piace un sacco. Le labbra io le vorrevo proprio sul marroncino, scusate faccio così, ecco, se vi serve saperlo faccio così, perché dopo aver applicato la cipria mi va a finire un po' nelle ciglia, quindi le voglio super nere e tolgo via la cipria in eccesso. Le labbra le volevo marroni, cioè marrone nude ma bello scuro, intenso. Prendo Lip Cheat, il lip liner di Charlotte Tilbury, che si chiama Foxy Brown, quindi proprio un marrone, e vado a fare il mio bel, come sapete tutte le volte, il mio bel outline. Come potete notare il mio outline non è cosa leggera. Mi sarebbe tanto ho sputato, non lo so, una lucertola probabilmente,
Mi sarebbe tanto piaciuto comprare la nuova collezione dei rossetti nude di Kim Kardashian, ma ragazzi io dall'America praticamente saranno 3 anni che non compro più niente, forse 2 dai, perché la dogana mi dà sempre delle botte pazzesche, e quindi guardando le varie Insta Stories dei youtuber americani mi rendo conto che questi colori un po' brown lei le fa molto molto bene, quindi mi dispiace non comprare. Devo dire però che questa Foxy Brown lip liner di Charlotte Tilbury va molto molto vicina al tipo di nude, diciamo, che Kim Kardashian concepisce, tipo di nude che Kim Kardashian fa. Ecco, e questa qua in UK la potete prendere, ma anche online direttamente dal sito sia di Selfridges che dal sito proprio di Charlotte Tilbury UK. Ve la potete far arrivare in Italia senza spese di dogana, almeno per ora. Dopo aver fatto questa outline con la matita vado con una seconda matita, perché ne c'è 2 senza 3, dopo andremo anche col rossetto. Questa qua è, vi dico subito, Attractive di Nabla, e vado nella parte più interna. Questa appunto è più nude, mi prepara già il nude del rossetto. Come rossetto io ne volevo uno appunto nude, ma bello marroncino, cioè nude verso il marroncino, quindi prendo un Middle Karma di Nabla, adoro, un po' 90s con queste labbra, a me sono sempre piaciute. Se andate a guardare anche nei miei video, tipo novembre scorso ho fatto proprio un look dedicato agli anni 90, alla supermodel degli anni 90, quindi queste labbra andavano effettivamente molto di moda e ho la sensazione che stiano tornando anche adesso, perché le vedo fare veramente a tutti. Se ci penso, io l'ho fatto a novembre, bitch. Vabbè, adoro la follia. Infine, soltanto però al centro delle labbra, per fare ancora di più l'effetto, vado con il gloss Prolong Wear Lip Gloss Patience Please di MAC, qui al centro. Madonna, l'odore di questo gloss, lip gloss, ha sempre stregato. E con le labbra vado a tamponarlo. Adesso ditemi che queste labbra non piacciono anche a voi. Bene ragazzi, questo era il look finito. Se vi è piaciuto questo look, se vi piace il mio canale, se vi piace il mio riccio, per favore mettete like, iscrivetevi al mio canale, perché più siamo e meglio è. Questo è il look che volevo proprio ottenere oggi, ve lo faccio vedere. Oddio, mi sono tirata mezza chioma, mezza testa di capelli. Ve lo faccio vedere anche da vicino. Ebbene sì, devo alzarmi per farvelo vedere da vicino. Aspetto che metta a fuoco. Questo è il look finito e sono veramente innamorata di questo trucco. Spero che piaccia anche a voi. Concludo il video con questo primissimo piano, perdonatemi, e noi ci vediamo sicuramente al prossimo video. Un bacio grande, latrinelle!